Come da tradizione la cerimonia del Pelmo d'Oro comincia con il passaggio di testimone tra la località che ha ospitato la cerimonia lo scorso anno e la località che ci ospita quest'anno. Quindi chiedo al sindaco di San Tommaso Agordino, il comune che ha ospitato il Pelmo d'Oro 2023, di venire avanti. Il suo comune appunto ha ospitato il Pelmo un anno fa e oggi passerà il testimone a Pedavena. Sotto in mano hai un pezzo di pietra dolomia della nostra cava. La dolomia chiaramente è il minerale formante delle nostre montagne. Sopra c'è una mazza, noi la chiamiamo massoia. È un oggetto che famoso per il nostro comune. Veniva utilizzato per rompere la legna, per battere sui cone, che non sui cugni, no? Il nostro comune, le nostre genti una volta andavano a venderle in Valbadia e dicevano poi ai badiot, la sera cercate di lasciarle sui poggioli perché si restringono e durano di più, poi la notte andavano, le portavano via e andavano a venderle da un'altra parte, no? E anche da lì il detto San Tommaso paura mia finché dura la Valbadia. No, è un onore e un piacere poi essere qui a Pedavena, oltretutto in questa birreria con la quale il nostro comune è molto legato per via della festa dell'orzo, chiaramente, che in questi 11 anni, 12 anni abbiamo così proposto anche da noi. Oltretutto sono stati anche grandi amici, ci hanno anche dato una grande mano con le Dolomiti in miniatura come sponsor. Per noi aver organizzato lo scorso anno il 25esimo è stato l'apice anche di un grande lavoro che in questi 15 anni che amministro questo comune, il mio comune, abbiamo realizzato. Abbiamo realizzato delle opere che sono così state utili per organizzare questa manifestazione. 15 anni fa era impensabile organizzarla. Mi viene in mente l'Arena 1082, mi viene in mente Verticale a Dolomiti, la zipline e tante altre cose. Insieme a queste opere che l'amministrazione ha voluto, chiaramente dietro a questo ci sono state anche altre persone, i nostri collaboratori degli uffici di comuni, e vorrei ricordare il nostro grande amico compianto responsabile dell'ufficio tecnico William Faè, che questa settimana vi ringrazio tutti quanti e alla prossima edizione. Grazie ancora. Signor, fermi
Buongiorno a tutti e benvenuti a Pedavena. Saluto le autorità civili, militari e religiose, il Presidente della provincia che ringrazio per aver accettato la nostra candidatura a Pedavena alla 26esima edizione del Pelmo d'Oro. Saluto il Senatore De Carlo, il Consigliere regionale Cestaro, saluto il Vescovo Emerito Andric, il Presidente del Parco, e saluto tutti i colleghi amministratori presenti in sala. Permettetemi di salutare in particolare il collega sindaco nonché consigliere provinciale che lo sta passando nel periodo. Forza Mario! Saluto poi il CAI, il Soccorso Alpino, il Collegio regionale delle guide alpine, il Coro CAI di Belluno, nonché tutti quelli che hanno lavorato e contribuito alla buona riuscita di questo evento, dai dipendenti e dai collaboratori della provincia alla nostra instancabile e laboriosa Proloco, al Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi, all'Ente Palio, città di Feltre, e a Paolo Schenal per aver realizzato le sculture e i premi di quest'anno. Saluto e ringrazio anche la famiglia Gorza che è sempre disponibile e mette a disposizione anche oggi questa splendida e storica sala. Abbiamo deciso saluto anche il Vescovo che è appena arrivato. Abbiamo deciso che la birreria Pedavena dovesse essere il luogo di questo riconoscimento perché crediamo che non ci sia ambiente migliore che vada a coniugare un luogo e un paese, una fabbrica e il suo paese. Così come noi amiamo le nostre montagne, amiamo i suoi paesaggi, amiamo i nostri paesi, la fabbrica birra, che quest'anno compie 127 anni, rappresenta per Pedavena un legame che si rinsalda ancora oggi, giorno per giorno, anche grazie al suono della sirena che scandisce non tanto il ritmo delle maestranze, quanto la quotidianità di un'intera popolazione. Un territorio che ha saputo vincere anche le difficoltà della sua fabbrica quando nel 2004 ne fu paventata la chiusura. Ma l'insorgere di una comunità intera e la capacità di imprenditori visionari hanno permesso di trovare una soluzione alternativa, consapevoli che la chiusura dello stabilimento avrebbe portato via con sé anche una componente identitaria fondamentale in termini culturali e di vissuto della nostra Pedavena. Qui si è dimostrata che una visione comune, al di là delle appartenenze, una visione che mette al centro il territorio e le persone che lo vivono, una visione che guarda anche al cuore più che al profitto, porta a risultati inaspettati. Michele Gortani, deputato dell'Assemblea Costituente e rivolto all'Assemblea, disse: «Vi è una regione che comprende un quinto della sua popolazione, che si estende per un terzo della sua superficie, e in cui la vita di tutti i ceti e categorie si svolge in condizioni di particolare durezza e di particolare disagio in confronti con il rimanente del paese. Questa regione, che non ha contorni geografici ben definiti, risulta dall'insieme delle nostre zone montane». Era il 13 maggio del 1947. Viviamo in una provincia montana sempre più fragile, dove i temi dello spopolamento, i temi delle criticità geomorfologiche e delle difficoltà a garantire servizi essenziali e dignitosi a tutti e per tutti sono solo alcuni degli storici problemi da risolvere. Non è facile trovare risposte, ma ciò che possiamo fare facilmente è percorrere un sentiero comune. Ma lo stiamo facendo? Perché il tema della cura e dell'amore del nostro territorio non riduce la fragilità a uno scarto, a un errore, a un qualcosa da buttare. Quando un pacco si dice che è fragile, indichiamo che il suo contenuto è prezioso. E le parole, per essere capite, vanno messe accanto una all'altra. La storia delle nostre valli è fatta di piccoli atti, di gente umile e laboriosa, che ha saputo costruire grandi cose mettendo a servizio degli altri la disponibilità individuale e stimolando con il proprio esempio il vivere in montagna e il vivere la montagna. L'obiettivo non è certo semplice,
richiede sforzi e un notevole impegno, di comprendere soprattutto le ragioni dell'altro, la capacità di saper ascoltare e di saper ascoltarci, per evidenziare i bisogni di tutti, rispettando i compiti e le funzioni, ognuno con la propria rappresentanza. E allora l'invito che mi sento di fare oggi, in una giornata così bella per Pedavena, è di essere cittadini innamorati dei nostri paesi, per custodirne le gesta e gli esempi più valorosi ed edificanti, di essere testimoni di un territorio che vuole sostituire la paura con il coraggio, le divisioni con il dialogo, ed essere rivolti con lo sguardo oltre e più in alto, senza temere di poter sperare che le cose buone e giuste accadano. Perché il nostro territorio è migliore se lo guardiamo con occhi giusti. Nel complimentarmi con tutti i premiati, rinnovo i ringraziamenti e il benvenuto a Pedavena a tutti voi. Buona giornata e buona Ringraziamo anche noi Nicola Castellati, sindaco di Pedavena, per questo saluto di benvenuto. Allora, abbiamo detto il Pelmo d'Oro, andiamo un po' a capire insieme, anche se tutti lo conoscete già, che cos'è e come nasce il Pelmo d'Oro. Come abbiamo detto è un premio, come sapete, che premia gli alpinisti, i cultori della cultura alpina in generale, gli sportivi, e riconosce loro anche il giusto merito. È un premio che nasce dalla collaborazione di diversi enti, dalla Casa Comune, dalla provincia e dal Consorzio BIM principalmente. No? Esatto, per rimanere in ambito montano è una cordata, è una bellissima cordata che da 26 anni premia e riconosce i giusti meriti di chi la montagna la vive, la frequenta, la scala, la studia. Andiamo allora a presentare i 7 componenti della giuria di questa 26esima edizione, con Roberto Padrin, presidente della provincia, Stefano Santomaso del Club Alpino Accademico Italiano, Federico Bressan, consigliere centrale del Club Alpino Italiano, e poi ancora abbiamo Giorgio Brotto del Club Alpino Italiano, Enrico Geremia per le guide alpine, Giampaolo Sani per il soccorso alpino e Marco Steunova Polacco, presidente del Consorzio Italia. Il premio Pelmo d'Oro che vedete nel tavolino qui alla nostra sinistra è l'ormai notissima e direi anche molto ambita scultura che riproduce il Pelmo, un gruppo montuoso che è totalmente in provincia di Belluno. È opera dell'artista gordino Gianni Pezzei e tra poco sarà consegnato ai vincitori che abbiamo qui in sala. Il premio speciale della provincia e il premio speciale in memoria di Giuliano De Marchi, come sapete, cambiano di anno in anno e quest'anno è rappresentato da 2 opere inedite che vedete qui dello scultore locale di Pedavena Paolo Schenal. Facciamo un applauso anche. E lo ringraziamo. Il nostro gruppo, le guide alpine, il CAI, il soccorso alpino, periodicamente si incontra e vede un attimino di analizzare i problemi vari che purtroppo ci sono alla nostra montagna e di fare dei progetti cercando di venire incontro a queste problematiche. E uno dei tanti progetti realizzati ma di particolare significato e si sta chiudendo adesso è il progetto di telemedicina. Sarò breve a spiegarvelo perché ci vorrebbe parecchio tempo. Io l'ho seguito in parte, l'ha seguito essenzialmente Renato Frigo, il presidente regionale del CAI, e Alex Baratini, delegato della seconda zona. Però diciamo vorrei fare un accenno. Ecco, e qua ringrazio l'esere numero 1 che è capofila, perché sono loro che noi abbiamo prestato, diciamo, siamo stati vicini, però il progetto vero e proprio è dell'AS numero 1. E questo per venire incontro chiaramente ai nostri escursionisti, per dargli più sicurezza, perché il nostro compito, il nostro gruppo è la prevenzione e la sicurezza. Noi lavoriamo per quello, quindi impegniamo anche parecchie risorse in questi progetti.
E chiaramente questo progetto avrà delle ricadute positive nell'ambito appunto della sicurezza e soprattutto in ambito sanitario dei nostri frequentatori delle nostre bellissime montagne. Alcuni rifugi selezionati dal CAI, il Galassi, il Lavaredo, il rifugio Scarpa, il Mulaz, il Tissi, il Vandelli, il Nuvolau e il rifugio Venezia, sono stati dotati di un apposito kit, da una body cam, un pulsimetro, un misuratore di pressione arteriosa e un elettrocardiografo, che poi tramite di un terminale si collega in rete alla centrale del 118, i cui medici in tempo reale possono visualizzare i parametri inviati, e quindi questa è una garanzia per chi purtroppo può avere dei problemi di salute. Un progetto, secondo me, siamo da anni che ci stiamo lavorando sopra, vero Renato? Però siamo riusciti a portarlo a terra. Desidero poi inoltre ricordare il progetto relativo alla prevenzione in ambito montano portato avanti in questi anni nelle nostre scuole provinciali e anche regionali adesso, di ogni ordine e grado, su varie riviste specializzate e sulla stampa locale. La prevenzione per noi è un focus, è una cosa importante. Mai come in questa edizione i premi sono stati dati a persone che sono un esempio di cosa voglia dire vivere giorno per giorno tra le nostre montagne, appunto amandole e soprattutto rispettandole. Il passaggio oggi dal comune di San Tommaso Agordino a quello di Pedavena non è altro che un testimone che un socio del consorzio, il comune di San Tommaso, passa ad un socio del consorzio ancora per ospitare il Pelmo d'Oro, evento che rende lustro alle nostre popolazioni montane. La mia presenza quindi in rappresentanza ovviamente di tutto il direttivo del consorzio, che come sapete è composto da 2 rappresentanti per ciascuna delle 3 vallate del nostro territorio, è testimone della vicinanza che il consorzio ha nei confronti dell'ente provincia, promotore del Pelmo e più in generale del territorio del Luisi. Fatte queste premesse, come sindaco di un piccolo comune di montagna, sottolineo quanto i nostri comuni siano riconosciuti come luoghi pieni di valori, di gente per bene, laboriosa, e forse ogni tanto dircelo fa anche bene. È il 12 ottobre 1942, quindi 532 anni fa. Sulle 3 caravelle guidate da Cristoforo Colombo regna il caos. La ciurma rumoreggia, l'entusiasmo iniziale via via si affievolisce fino a spegnersi del tutto. Subentra la paura dell'ignoto, il terrore di non riuscire a tornare indietro. Tanto che negli ultimi giorni gli uomini tramano in segreto contro il loro comandante. Prima avevano provato a dissuaderlo dal continuare, poi avevano tentato un ammutinamento. Del resto non c'è da biasimarli. Sono in mare da settimane diretti verso una meta che non conoscono, senza punti di riferimento, e man mano che passano i giorni crescono dubbi e timori. Hanno lasciato a casa mogli e figli con la speranza di fare fortuna. Ma adesso sono smarriti, impotenti, incapaci di capire dove stanno andando. Alla richiesta di invertire la rotta e tornare a casa qualche giorno prima, il comandante aveva mostrato tutta la sua determinazione. Era risoluto, aveva in mente solo la rotta per le Indie, una rotta nuova mai sperimentata prima. Poi, all'improvviso, quando i nervi dei marinai stanno per cedere, un grido squarcia il buio. Terra, terra. L'urlo è partito dall'albero della Pinta, dove un uomo cerca di allungare la vista aiutandosi con le mani. Quell'urlo si scioglie in un canto di preghiera di tutto l'equipaggio. Quell'uomo si chiama Rodrigo de Triana. Ecco, io oggi ci rivedo gli abitanti della montagna, gente che vede terra tutti i giorni, gente che vede terra verticale, quindi ce l'ha nel suo orizzonte da sempre. Gente con i piedi ben piantati a terra. I montanari sono tanti Rodrigo de Triana, nel loro vivere quotidiano in un territorio che non dà niente in cambio di niente, che richiede sforzi, fatiche, sudore e sacrifici. E tra i montanari ci sono anche tanti Cristoforo Colombo. Sono gli alpinisti che riescono a immaginare rotte là dove gli altri vedono solo l'ignoto, che sanno costruire via di scalata dove gli altri vedono solo roccia. Sono queste le persone che celebriamo da 26 anni con il Pelmo d'Oro,
Una splendida cordata, come ha detto Damiano prima, che metti insieme con un unico obiettivo provincia, CAI, Soccorso Alpino, Guide Alpine e Consorzio Olimpiade. Ma quest'anno qui a Pedavena, e per questo ringrazio di cuore il sindaco e l'amico Lionello Gorza per l'ospitalità, abbiamo deciso di fare qualcosa in più, perché in un'epoca storica che tende troppo spesso a essere in mezzo al mare, vedere terra è fondamentale. E in questo senso la montagna può essere punto di riferimento, anzi deve diventarlo, punto cardinale per evitare la deriva. Da territorio di periferia scarsamente abitato, con pochi servizi e lontano dai nuclei metropolitani, a centro dell'attenzione, esempio da seguire, erogatore di quei servizi ecosistemici fatti di aria, acqua e ambiente che non si trovano altrove. Ma anche punto di riferimento grazie ai suoi abitanti, ai montanari e grazie ai valori che proprio le persone di montagna incarnano. Per lui arrampicare è principalmente una sfida con se stesso e il mondo verticale, cercando di godere di momenti in parete, libero da qualsiasi competizione esterna, assaporando appieno la compagnia e l'energia della cordata con risate e spensieratezza. Il premio Pelmo d'Oro 2024 per l'alpinismo in attività va a Alessandro Rudatis. Invitiamo Alessandro a salire. Alessandro riceve il premio d'oro, congratulazioni. Grazie. Foto di rito. Alessandro, ti chiediamo di avvicinarti al microfono, grazie. Allora, come dicevamo nella motivazione, arrampicare è una sfida con se stessi. Cosa significa per te arrampicare, stare in parete? Beh, prima di tutto è una cosa che mi piace proprio, no? Questa è una dimostrazione che i montanari, quelli che arrampicano, quelli che vivono la montagna, sono di poche parole e molti fatti. Quindi direi che un applauso doppio ad Alessandro. L'unica cosa che posso dire è che non mi sarei mai aspettato di prendere nessun premio per una mattonata. E non mi piace, è una cosa che viene talmente naturale, dice Chris, perché dovrà essere premiato. Invece
Questa ci vuole anche tanta abilità, e tu sicuramente ce l'hai, non ti manca. Ci puoi spiegare cos'è una spintatura, scusa Alessandro? Beh, una spintatura nelle falesie, dove le vie sono tutte con gli spin. Insomma, appunto si deve forare la roccia e mettere lo spin, non è come un chiodo, una protezione veloce che si mette e si toglie, quindi sono delle cose che fisse, diciamo, che rimangono fisse. Allora mi ero avvicinato. Un altro grande applauso ad Alessandro Rodati. Oltre al premio, come vedete, al vincitore viene consegnato anche il libro della storia del Pelmo e una bottiglia di birra con l'etichetta del premio Pelmo d'Oro. Ancora tanti complimenti ad Alessandro Rodati, che vince il premio Alpinismo anticipato. Grazie Alessandro. Grazie. Eccellente rocciatore, pioniere del volo libero, viaggiatore ed esploratore. Soprattutto spesso in maniera controcorrente e anticonformista ha cercato i propri limiti personali, vivendo la montagna intensamente in ogni sua stagione e tramite una sua sistematica esplorazione ne ha colto la sua essenza più selvaggia. È l'avventuriero feltrino per antonomasia. Il premio Pelmo d'Oro 2024 per la carriera alpinistica va a Diego Dalla Rosa. Dal calore che ti sente ti percepisce che non è ancora. Complimenti a Diego. Foto di rito. Diego, allora tu hai spaziato in tantissimi sport, quindi hai sperimentato di tutto nella vita, ma quali sono i ricordi più belli legati all'attività alpinistica? Allora, di sicuro
La conclusione a cui sono arrivato oggi è che, pur avendo visitato tante montagne in tutto l'arco alpino e anche in tanti paesi del mondo, le più belle sono quelle che vedo a casa mia. Ogni mattina quando mi sveglio il primo colpo d'occhio va sul Monte Tomatico, sul Campon d'Avena e sulle vette feltrine, e quello mi dà quello che serve per star bene di quel giorno. Poi l'altra cosa che ci tengo a dire è che, diciamo, che più che il ricordo di salite o viaggi difficili è il rapporto che ho avuto con le persone con cui sono andato, sia all'epoca in cui ho iniziato ad andare in montagna, sia poi in tutti gli anni dopo, che è stato sempre un vero rapporto di amicizia che finiva ogni giorno in festa e devo dirlo con grande importanza, con una chiusura a birre. Ecco, questo era l'importanza. Siamo nel posto giusto per dirlo. Per concludere vorrei anche dire che in questi ultimi anni la persona con cui vado sempre più spesso e più volentieri è mia moglie, che è qua presente. Nei giorni scorsi ci siamo sentiti al telefono e mi hai detto che tra i tanti viaggi che hai fatto hai incontrato diverse popolazioni di montagna, tutte però legate dalla stessa semplicità, umiltà, genuinità. Allora quello che volevo chiederti è, sono le montagne e la montagna che plasma queste caratteristiche secondo te? Ma sì, allora diciamo che, per fare un esempio, uno dei ricordi più grandi e più profondi che ho è quello di tante popolazioni per modo di dire, perché erano famiglie isolate che vivevano in paesi del Sud America a quote superiori ai 4.000 metri, quindi anche in un ambiente che dal punto di vista del clima e delle condizioni di vita erano durissime, in altopiani dove per arrivare alla prima strada dovevi camminare dei giorni, e lì c'erano queste famiglie con file di bambini che vivevano in condizioni di assoluta povertà. C'è anche una foto dove vedete la bambina scalza che camminava sulla neve, e da queste famiglie poverissime ho avuto sempre un grandissimo aiuto, mi mettevano a disposizione tutto quel che avevano. Lasciavo lì quando andavo in montagna tutta la mia roba, non hanno mai toccato e preteso niente, e l'unica cosa che avevo in cambio era un pezzo di cioccolata che davo ai bambini quando andavo via. Ho ricevuto tanto, la montagna mi va tanto, ma ho ricevuto tanto dalla montagna. Dico, hai ricevuto tanto comunque dalla montagna, ti ha dato tanto. Sicuramente. Tu hai dato tanto alla montagna, ma hai reso conto. Sicuramente sì, ho avuto più io di sicuro. Allora, Grazie. Grazie ancora e un complimento dietro dalla volta.
Secondo il fratello Don Claudio, prematuramente scomparso, che con le sue composizioni melodiche ha elevato al cielo nel canto la bellezza delle nostre vallate, ha dotato i bellunesi di preziosi e talora insostituibili strumenti di conoscenza e autocoscienza della loro identità storica, politica, culturale, artistica e religiosa, contribuendo in modo significativo alla crescita delle giovani generazioni e alla conoscenza, valorizzazione e divulgazione delle Dolomiti bellunesi, sicché di fronte a tanto impegno tutta la nostra terra non può che esprimere un profondo senso di gratitudine. Il premio per la cultura alpina va a Don Sergio Sacco Sonadoro. Ancora un applauso a Don Sergio, che è dalle mani del vescovo che riceve questo premio d'oro. Foto di rito. Ancora un applauso a Don Sergio Sacco Sonadoro. Invito Don Sergio ad avvicinarsi al microfono. Allora, facciamo con questo. Don Sergio è un faro nella cultura bellunese, è un poliglotta, è appassionato ed esperto di arte, di letteratura. Allora quello che mi viene da chiedergli è che valore e che peso ha la montagna nella sua formazione personale? Grande peso, perché io fin da piccolo, 6-7 anni, da solo o con mio fratello ancora più piccolo, andavamo in montagna. Era per noi un momento di gioia e di contentezza. I miei genitori non avevano paura a mandarci anche a fare delle commissioni delle maglie, perché sapevano che eravamo capaci di andare e ritornare senza pericolo. Quindi la montagna per me è sempre stata un po' la vita. Don Sergio in montagna ha perso anche un fratello, un riferimento affettivo. In che misura la montagna dà e in che misura la montagna talvolta toglie? Noi non sappiamo qual è la misura. Certamente alle volte è una misura che ci offende, che ci fa soffrire, che anche ci fa pensare. La montagna è una realtà complessa che va compresa e rispettata. Dopodiché noi della montagna viviamo e quindi alla montagna siamo riconoscenti. Un grande applauso. Grazie, Don Sergio. Grazie a Don Sergio per queste parole semplici ma profondissime. È stato veramente un
di un viaggio e di un ritorno. Si è diffuso notevolmente dalla seconda metà del XIX secolo, soprattutto nei territori di lingua tedesca, portato in giro dai soldati ma anche dagli escursionisti, e noi nelle nostre intenzioni volevamo dedicarlo a tutti quegli escursionisti stranieri che frequentano le nostre Dolomiti, e sono tanti, forse anche la maggioranza, l'abbiamo riscontrato durante la pulitura dei sentieri, la maggior parte sono esterni. Il terzo canto ed ultimo che eseguiremo è una serenata e racconta di due innamorati che trascorrono la notte sul lago. E noi idealmente lo vorremmo dedicare alla signora Casanova, che il lago ce l'ha ed è il lago del Mis. E l'amore che lei ha per il suo paese credo sia superiore all'amore che noi racconteremo di questi due ragazzi che trascorrono la notte sulla barca in mezzo al lago. Poi ci tenevamo, da parte della nostra maestra Elisa Giattone e di noi coristi, ringraziare l'organizzazione per questo prestigioso invito e voi pubblico, che è pubblico da grande occasione. Ride la luna sarà sola casello mi incordo la chitarra, incorda il mandolino e in barca, dal vento senza remo e la sera in porta, e allegri canteremo facendo risuonare la Val del Sarca. E quando in mezzo alla la melodia passerà il solino, mi dirò le tene del meco, mi dirò le tene del meco, e di te me dirai, e te sei tornavi sulla riva, felice ti offrirò, e ramo scende oliva, e poteva zero la bocca bella. E la Madonna, e in coro del ciccio, saluterà quell'ora, e passerà su noi l'ultima stella. E quando al primo sol la melodia tornerà in mi bacio, con la testa bionda posarà sul meco, con la testa bionda
Con i suoi romanzi ha reso le Dolomiti protagoniste, al pari dei personaggi che ne vivono le asperità e l'incanto. Con il suo impegno culturale e civile ci richiama alla responsabilità di custodirle e percorrerle con consapevolezza e rispetto. Il premio speciale Dolomiti UNESCO va a Matteo Righetto. Che riceve il premio Pelmodoro dal presidente della provincia. Foto del rito. Aspettiamo qualche secondo. Ecco, ancora un applauso a Matteo Righetto, grazie. Allora, scrivere un po' come andare in montagna, no? Cioè, nel senso bisogna scegliere le parole giuste, e così come bisogna scegliere anche i passi giusti quando si percorrono i sentieri. Non credi? Sicuramente sì, bisogna fare attenzione, preparare il terreno, conoscere il paesaggio dove ci si intende muovere e soprattutto poi condividere l'esperienza. E in questo senso l'alpinismo e la letteratura hanno molti aspetti in comune. Ne approfitto per rilacciarmi a un'osservazione che hai fatto tu prima, Presidente. L'alpinista è colui che vede delle tracce, vede delle piste, e il montanaro allo stesso modo vede delle piste. Non soffermiamoci però esclusivamente all'aspetto pratico e materiale, e invito tutti a non sottovalutare il valore fondamentale che la cultura e la letteratura hanno nel proporre, vedere e prevedere vie nuove per la montagna. Questo è importante, al di là dei particolarismi. E aggiungo, io in questo mi sento presente, ma anche sostenuto molto dal Club Alpino Italiano e dalla Fondazione Dolomiti UNESCO, che va oltre ogni frontiera per raccontare e spiegare quanto siano importanti questi valori. Matteo Righetto ha scelto la montagna perché ha voluto vivere in montagna, o è la montagna che ha scelto Matteo Righetto? Ma devo dire che c'è stata una corrispondenza di sensi, è un amore reciproco. Poi è chiaro che io non vivo tutto l'anno a Colle Santa Lucia, però dico vivo a Colle Santa Lucia, mentre abito a Padova. Sono due verbi diversi. Grazie. L'importanza del libro delle parole. Allora, grazie ancora a Matteo Righetto per questo premio speciale del UNESCO. Posso solo aggiungere una cosa? Io questa cosa non voglio dire, una dedica, perché i ringraziamenti sono tanti, ma la dedica voglio che sia una, precisa, e questa dedica nei 70 anni del soccorso alpino va alle donne e agli uomini di questa importantissima, fondamentale realtà. Il soccorso alpino sono i nostri angeli custodi in montagna. Grazie per averci ricordato.
per la sua energia e determinazione nel rivitalizzare l'antico borgo di Gena Alta, per il suo impegno nella ricostruzione, pulizia e abitazione del borgo, oltre che per la preservazione della sua storia, diventando un modello per il ripopolamento delle aree montane. Casanova, insegnante, scrittrice e storica locale, con le sue iniziative nella Valle del Vis è un punto di riferimento culturale, salvaguardando la memoria di una civiltà centenaria perfettamente integrata nel territorio selvaggio. Il premio speciale Giuliano De Marchi quest'anno va a Pieranna Casanova. Ecco, la consiglia del premio magari non lo facciamo subito perché credo sia anche pesantino. Aspettiamo qualche secondo per la foto. Chiaramente se foto di avvicinare, ecco magari il premio così per la foto. Benissimo, un applauso per Anna. E prima di direi che abbiamo con noi il senatore De Carlo, prima di fare qualche domanda alla premiata, giustamente, passo la parola. Grazie. Intanto grazie a tutti, grazie agli organizzatori, saluto tutte le autorità anch'io come ha fatto chi mi ha preceduto. Quando ho iniziato il discorso di Padrini dal 1492 ho temuto che A durasse una vita e B che si riferisse alle caravelle proprio per il mare di guai nel quale navighiamo anche, ma non solo in montagna. In realtà poi dopo sono dati talmente tanti gli spunti di chi è intervenuto sul palco che qualcosina mi sento di dire. Intanto la prima Thierry, che non è sicuramente colpa sua se non sa che il prefetto è andato da Lucca a Salerno, è sicuramente colpa del prefetto che non ha avvertito che è andato, per cui mi sento scagionarlo anche di questo. Ma Francesco adesso è il prefetto da fine dell'anno scorso di Salerno. Lo dico perché ogni volta che lui si muove da un posto all'altro io avverto il deputato di riferimento di quel territorio di quanto bravo è stato Francesco nel gestire non solo Vaia ma anche tanti problemi che ha avuto questa provincia, quindi conosco un po' le sue tracce proprio per questo. Sul cambiamento climatico invece io credo che abbiate fatto benissimo a fare un libro bianco partendo da quel tema, perché quel tema segnerà la capacità che avrà questa provincia di leggere il proprio futuro. Perché io vi volgo un altro esempio del quale magari occupo un po' di più, è l'agricoltura. Noi nei prossimi anni saremo in grado di coltivare in queste aree cose che non abbiamo mai coltivato prima. Questa è un'opportunità o no? Questa per noi è una grandissima opportunità e quindi dovremo saper cogliere sia il cambiamento climatico sia le sue ricadute per essere in grado di modellare la Belluno e la provincia di Belluno di domani e saper già con anticipo quali saranno, perché poi l'economia funziona così, gli investimenti che anche gli istituti di credito saranno in grado di erogare, su quali progetti saranno in grado di erogare, perché ci saranno progetti che non verranno più finanziati perché probabilmente non avranno più i presupposti con i quali sono nati e cresciuti in tanti anni, ci saranno progetti che invece, guardando alla lunga, saranno progetti ampiamente finanziabili. E lo dico perché alla fine quando parliamo di montagna, di spopolamento e quant'altro non possiamo non pensare alla propria economia che passerà attraverso maggiori forme di autonomia, che però dovrà passare attraverso la consapevolezza della fortuna che abbiamo, perché io che ho altrettanta fortuna pro tempore di girare l'Italia e di passare tempo anche in altri territori, mi rendo conto di che straordinario non solo ambiente ma anche comunità umana noi viviamo, perché a volte noi sottostimiamo l'importanza che abbiamo di vivere in persone che con noi condividono valori che magari da altre parti si sono un po' sopiti, come quella della capacità di occuparsi del proprio vicino di casa o della propria comunità in maniera molto più puntuale rispetto ad altre parti.
In un comune come Canazzo, che ho avuto l'onore di amministrare per 15 anni, ciascuno conosce tutti. E questa è sempre stata la grande forza che ha consentito di fare rete anche quando mancavano le risorse, ma non sono mai mancate le volontà di sentirsi uniti e di sentirsi comunità. Io credo che su queste basi possa rinascere anche la Bellunga domani. Non bastano, ripeto, bisogna fare pianificazione, ma credo che qualsiasi cosa che esalti il nostro sentirsi montanari, che io non ho mai percepito, anche quando qualcuno in contesti più grandi pensava di offendermi dandomi del montanaro, io invece l'ho sempre vista e vissuta come un grandissimo valore aggiunto e rispondevo: mi dispiace per te che non lo sei. Grazie a tutti e buon lavoro. Piranna, non sei su Scherzi a parte. Perché dico questo? Perché c'è un aneddoto curioso rispetto a questo premio. Sì, comincio col dire che ho fatto fatica ad accettare questa riconoscenza, perché mi sembrava davvero troppo grande rispetto a quello che sono io e quello che posso aver fatto per la montagna. E il Presidente Padrini lo sa, perché quando mi ha chiamato, a parte che in quel momento io aspettavo proprio la telefonata del meccanico e non capivo perché il meccanico avesse questa voce così allegra e squillante nel salutarmi. Quindi quando poi si è presentato e mi ha raccontato invece che cosa mi stava accadendo, allora ho fatto un altro ragionamento, ho cominciato a pensare chi poteva essere dei miei amici capaci di imitare così bene la voce del Presidente della provincia. Perché va detto che a me piace molto andare in montagna, soprattutto nelle montagne della valle, dei Monti del Sole, però sono abbastanza imbranata, si può dire, un po' in difficoltà, soprattutto in certi passaggi arrivo a incodarmi o a fare delle cose un po' strane. Vengo sempre aiutata naturalmente, però c'è chi poi ride addosso di questo, mi fa le fotografie. È capitato più volte che alcuni amici qua presenti in sala anche mi dicessero: questa la teniamo per quando ti daranno il premio Pelmo d'Oro, scherzando naturalmente. E invece è successo e io sono qui per questo, insomma, diciamo. E quindi quando poi ho realizzato di cosa si trattava, sono andata a trovare una persona che è mia zia Linda, che ha 94 anni ed è nata, cresciuta proprio a Genarta. Ed è stata lei, insieme al suo fratello, mio papà, insieme agli altri bambini del paese, a trovare i corpi dei loro genitori uccisi in seguito all'eccidio nazifascista del 18 novembre del 1944. Ecco, quando lei mi ha detto, commuovendosi, Pieranna, sta qua è proprio una roba giusta, io ho pensato a lei, agli altri bambini, alle donne anche, soprattutto agli uomini, a tutta la gente che quella valle veramente l'ha vissuta. E allora in questo senso questo premio è proprio per loro, per la loro memoria, una roba giusta, una cosa giusta. Hai fatto riscoprire il giornata, perché voi lo che appena detto abbandonato e dimenticato un po', perché la montagna l'abbiamo fatta anche di persone, oltre che di altimetrie, insomma, di rocce, di parti tecniche. Quindi per te cosa significa ricevere questo premio che comunque porta il nome e il ricordo di Giuliano De Marchi? Mi ha colpito il nome di Giuliano De Marchi, me lo sono sentita impegnativo, e che insieme a questo ci fosse un riconoscimento nei suoi confronti, ma anche una specie di testimone. E Giuliano De Marchi amava tantissimo la montagna, la frequentava, era un alpinista di alto livello, lo sappiamo, però era anche molto attento alla storia della montagna, ai popoli, alla gente, ai bisogni. E così mi piacerebbe che questi suoi ideali venissero un po'
almeno in parte realizzati in quel piccolo Nepal, potremmo dire che è la nostra Gena. Quindi il premio alla memoria di Giuliano De Marchi diventa in questa occasione un premio alla memoria della gente che è nata e vissuta nella Valle del Mis. Grazie Giovanna. Con tenacia, impegno, determinazione ha saputo trasformare una delle sue passioni infantili in un sogno agonistico che l'ha portata nell'Olimpo del biathlon, sport invernale che coniuga lo sci di fondo con la precisione nel centrare il bersaglio. Con i suoi successi ha portato nel mondo la sua terra d'origine e le sue montagne. Vince il premio speciale Pelmo d'Oro 2024 Lisa Vittozzi. Complimenti a Elisa, un onore averla qui insomma con noi, neocampionessa di Coppa del Mondo, giusto? Quindi, insomma. E poi di tanti altri successi che non staremo oggi a elencare, ma la conoscete tutti, Elisa Vittozzi, Sicuramente la conoscete tutti. E poi diciamolo una volta per tutte, Elisa Vittozzi è bellunese. Orgoglio locale a parte. Qual è la vittoria che più porti nel cuore? Tralasciamo questa siparietto che avviene sempre, però dai, sono nata a Pieve di Cadore, quindi questo può mettere fine, scherzo a parte. Non c'è una vittoria che preferisco ad altre, però sicuramente sono molto orgogliosa di tutto il cammino che ho fatto, soprattutto quest'anno è stato il coronamento di un percorso proprio dove ho lavorato tanto su me stessa e come tutti i montanari sono tenaci e quindi sono orgogliosa di questo al di là di tutto quello che ho vinto, insomma. Però Elisa, infatti la curiosità poi è proprio questa, perché come campionessa, come sportiva ti conosciamo, ma quali sono le caratteristiche che ti rendono vincente nello sport ma che poi applichi anche nella vita quotidiana di tutti i giorni? Ma sicuramente lo sport mi ha insegnato tanto, soprattutto i valori fin da giovane, ti apre un mondo differente e ti fa crescere molto prima del previsto rispetto a chi magari non fa sport. Quindi la tenacia
andare dritto verso l'obiettivo, nonostante tutto, nonostante le difficoltà, e credere in se stessi e quello che si può fare. Questo mi ha portato a essere dove sono, penso, e lo sport di alto livello non è sicuramente facile, non ci arrivano in tanti, e quindi sono orgogliosa di questo. E di essere richiamato per questo stesso. Io e Elisa, noi scherziamo su quelle che sono le sue origini bellunesi, ma la sua residenza friulana di adesso, che ovviamente per noi è sempre un piccolo colpo al cuore, ma noi l'abbiamo perdonata e perdonato tutti per questo. E secondo me il suo valore più grande, oltre alla tenacia, è l'umiltà. E penso che Elisa sia veramente un esempio di una campionessa dello sport, perché una ragazza che vince la Coppa del Mondo generale in uno sport faticosissimo come il biathlon, e sicuramente ci vuole forza, determinazione, ma anche tantissima umiltà, perché lei nella vita è come nello sport, e questi sono valori che dobbiamo sottolineare. Quando una campionessa poi sta in mezzo alla gente come sta Lisa, è qualcosa di grande. Lei ha vissuto all'indomani di queste vittorie l'accoglienza della sua città di Sappada, penso uno dei momenti più belli della tua vita. Noi oggi con questo premio, che non è un punto d'arrivo, ma è sicuramente la riconoscenza della tua grande impresa che hai avuto in questa ultima stagione, il nostro più grande augurio è quella di vederla, dopo ci fanno tutti gli scongiuri del caso, tra le grandi protagoniste alle nostre Olimpiadi di Milano Cortina, perché lei Pietro sarà proprio ad Anterselva, e sarà sicuramente uno dei momenti più entusiasmanti delle Olimpiadi che ormai si stanno avvicinando, e quindi il nostro Pelmo d'Oro che ti assegniamo è soprattutto un grandissimo in bocca al lupo per questa stagione che partirà, ma soprattutto per le Olimpiadi. Grazie ancora, complimenti a Elisa Vittorio che riceve appunto il premio totale Pelmo d'Oro, e chiediamo a Lisa di rimanere sul palco. Invitiamo nel frattempo a salire anche tutti i premiati e la giuria per le foto finali, perché ci avviamo ai saluti finali, caro Damiano. E mentre i premiati si preparano per la foto di rito, diamo appuntamento al prossimo anno, il premio Pelmo d'Oro 2025. Questa è una novità, perché di solito la località ospitante viene annunciata a ridosso della cerimonia. Quest'anno invece sappiamo già dove verrà ospitato il premio Pelmo d'Oro 2025, a Calalzo di Cadore. Abbiamo qua il sindaco Luca Fontana. Io volevo chiudere ringraziare, io volevo fare un applauso finale alla struttura della provincia, perché se il Pelmo d'Oro è un evento che porta tutte queste persone, oltre ai miei compagni di avventura giurati, facciamo un applauso enorme a Lucia, che è la coordinatrice di tutto, alle sue collaboratrici, Anna che dietro le quinte ma è sempre qua, forse insieme a Lucia record di Pelmi d'Oro, vero Anna? Susanna che è là dietro, e poi se non dimentico c'è Mirta, scusami Mirta, un applauso anche a Mirta, e dopo l'ultimo applauso lo farei ai nostri due fantastici presentatori Damiano e Anna. Saluto la mia vicepresidente, i miei consiglieri provinciali, tutti i sindaci. Penso che questo Pelmo d'Oro ce lo ricorderemo per le tante emozioni che abbiamo vissuto, e ci diamo appuntamento al prossimo anno a Calalzo. Invito Silvia, Luca, Don Renato, Monsignor Andri, vieni Ennio per la foto finale, anche le autorità vengano insieme a noi. Venite! Grazie. E mentre premiati e giuria si preparano per la foto, ringraziamo il Comune di Pedavena per averci ospitato e la Casa Comune per questa edizione del premio Pelmo d'Oro. Ringraziamo anche la Fiabreria di Pedavena che ci ha ospitato,
e che ha preparato un rinfresco al piano superiore. Grazie al Consorzio Ben Piave, grazie a Grafiche Antiga, alla Proloco di Pedavena, al Consorzio Dolomiti Prealpi e all'Ente Palio di Feltre. E arrivederci al prossimo anno. Grazie a voi che siete stati qui. Arrivederci.